Sarà, io mi auguro che tutto ciò non sia velleitario, che riusciamo a centrare l'obiettivo. L'obiettivo è quello di portare il nostro contributo su un tema o sui temi che comunque l'anno del turismo delle radici ha, diciamo così, permesso di evidenziare o permesso di portare alla luce. Le sfaccettature, come ho detto prima, sono talmente tante che vanno dal sociale all'economico, al turistico, a tutto quello che in tutti questi anni di attività le associazioni come la Bellunesi nel mondo, Trevisani nel mondo, hanno posto al centro della loro mission. E oggi che il dibattito è particolarmente, come si dice, vivo, no? La legge sulla cittadinanza sta avendo il suo percorso parlamentare. Oggi che questo tema, come dicevo prima, è particolarmente vivo e attenzionato, il nostro obiettivo è di portare il nostro umile contributo a questo fatto, facendone parlare e magari uscendo con delle idee rispetto a quello che si potrà fare nel prossimo futuro. Convegno importante per focalizzare quello che è il tema del turismo delle radici. Turismo delle radici che secondo me può fare il paio con quelle che sono le peculiarità della provincia di Belluno, fatta di piccoli borghi dove l'autenticità c'è e si respira ad ogni angolo e dove effettivamente ci può essere un rapporto uno a uno, quel rapporto che magari nelle grandi città si è perso e con una riscoperta rispetto ai valori sia da parte nostra che da parte dei turisti che effettivamente potranno visitare la provincia. Il turismo delle radici rappresenta un settore importante per il turismo delle Dolomiti Bellunesi, quindi come Fondazione di EMEA Dolomiti Bellunesi vogliamo investire e promuovere il turismo delle radici, cercando di andare incontro a quelle che sono le opportunità, le richieste e anche le caratteristiche di vacanza ed esperienza ricercate da questo target di visitatori. Insieme all'Associazione Bellunesi nel Mondo intendiamo intraprendere un percorso che abbiamo iniziato adesso attraverso la presenza in alcuni mercati internazionali, di allargamento della nostra sfera di attività per poter raggiungere anche questi mercati. I dati Enit ci dicono che è un settore in crescita, che sono stati presenti in Italia più di 6 milioni di visitatori provenienti da questo segmento di mercato e che nei prossimi anni ci sarà una crescita esponenziale del fenomeno. Quindi riteniamo che sia molto importante per noi, per le nostre comunità, per i comuni e per l'identità che rappresentiamo investire in questo settore.